Un'iniziativa sicuramente lodevole, bella, che ricorda le nostre origini, le nostre tradizioni e cui voi avete dato il vostro apporto. Sì, ripeto, è un'iniziativa molto interessante che ha visto anche la collaborazione del sindaco, che è il proprietario appunto del locale, che ha messo a disposizione i locali proprio per questa mostra, che è importante perché questi ricordi, queste cose vengono, anziché essere tenuti, conservati a casa del Casesa, sono stati resi fruibili alla collettività e quindi soprattutto per i giovani portare a conoscenza di quelle che sono le tradizioni agrigentine, quindi ripeto, sotto questo profilo l'iniziativa è a mio avviso lodevole e apprezzabile senz'altro. Ma credo che sia un fatto assolutamente positivo avere dedicato questo spazio a un grande quale Gigi Casesa. Io personalmente ho avuto l'opportunità di stare per 12 anni nel gruppo Valdagragas, per me era un grande punto di riferimento, ma come per tutti gli altri ragazzi e componenti del gruppo, che lui riusciva sempre a tenere unito, a favorire processi di integrazione sempre tra i ragazzi. A Gigi il grande merito di aver portato le tradizioni folcloriche agrigentine nel mondo, di aver fatto conoscere, di aver contribuito a far conoscere la città di Agrigento nel mondo. Quindi oggi ritengo sia un fatto assolutamente positivo fare questa mostra e dare la possibilità ai tanti, soprattutto bambini delle scuole, di poterla venire a visitare e di conoscere delle pagine della storia di questa città legate alle tradizioni folcloriche. Io per anni ho fatto parte del Valdagragas e per fortuna sono stato un grande amico, un fraterno amico di Gigi Casesa. Vedo che in questo luogo della memoria ci sono tantissimi costumi, strumenti musicali, foto che riportano ai viaggi e alla grande tradizione portata in giro per il mondo dal Valdagragas, a cui il nome Valdagragas e Gigi Casesa sono uniti, così come la mia persona è unita al ricordo del Valdagragas, di cui ho fatto parte per tantissimi anni, e alla grande amicizia, fraterna amicizia che mi ha legato e al ricordo che adesso mi lega sempre a Gigi Casesa.